Amici di Radio Chef, qual è il piatto della tradizione friulana che per voi non può proprio mancare in un momento di festa? Qual è il vostro preferito? Intanto vi do il benvenuto nel nostro spazio dove ogni settimana andiamo a scoprire tutto quello che di buono e di bello c'è in Friuli Venezia Giulia. La domanda che vi ho appena lanciato non è fatta per caso, perché proprio oggi a Udine, nel cuore della città, prende il via Friuli Doc 2025, la grande festa dei sapori, delle tradizioni friulane che da oltre 30 anni, 31 per l'esattezza, porta in città il meglio dell'enogastronomia e della cultura del nostro territorio. Fino a domenica 14 settembre, infatti, le strade del centro si animeranno con stand, degustazioni, laboratori ed eventi. Davvero un'occasione unica per scoprire dai cibi ai vini fino alle storie che raccontano l'anima autentica del Friuli Venezia Giulia. Un'occasione per assaggiare il meglio della nostra terra da tutti i punti di vista e allo stesso tempo anche per vivere Udine con i suoi scorci, i suoi palazzi e il fascino proprio di questa città. E all'interno di Friuli Doc c'è uno spazio speciale che vogliamo raccontarvi nella puntata di oggi, il mercato agroalimentare Io sono Friuli Venezia Giulia, che si terrà in via Vittorio Veneto, avrà anche un'altra location, ma questo ve lo svelo tra poco. Un angolo tutto dedicato all'autenticità e alla sostenibilità con diverse aziende che hanno il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, e a parlarcene proprio di questo marchio e del dietro le quinte di questo evento c'è con me Pierpaolo Rovere, direttore della Fondazione AgriFood and Bioeconomy FVG, per andare alla scoperta di Friuli Doc e di tutte le sue caratteristiche con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Pierpaolo, benvenuto, è un piacere ritrovarti. Buongiorno Maria, eccoci qua. Allora, Io sono Friuli Venezia Giulia, è un marchio che abbiamo sempre di più sulla bocca di tutti, che tutti ne parlano, tutti vogliono conoscere anche i prodotti della nostra terra. Ti chiedo cosa rappresenta e quali sono anche i valori che porta con sé sia per i produttori ma sia anche dal punto di vista del consumatore. Allora Maria, il marchio come sai è nato 4 anni fa e nel tempo ha raggiunto dei numeri che nessuno avrebbe mai preso in considerazione quando siamo partiti. Oggi noi contiamo circa un 450 imprese produttrici, altrettanti distributori, quindi soggetti che si impegnano a vendere quei prodotti, e circa un 1200 prodotti che sono marchiati, quindi i numeri sono molto consistenti, ma a parte i numeri, il marchio rappresenta anche l'impegno di questi soggetti, quindi questi produttori, ma di tutta la filiera, anche quindi dei distributori, a creare valore sul nostro territorio sui principi della sostenibilità. Quindi valore sociale per quanto riguarda le maestranze, il coinvolgimento rispetto al territorio, quindi alle persone che vivono nella nostra regione, valore dal punto di vista economico che serve a tenere in piedi tutto questo, perché altrimenti non ci sarebbe, ma comunque valore economico nella nostra regione, e ovviamente sostenibilità ambientale che è alla base di tutto questo ragionamento, perché le nostre imprese agricole e agroalimentari sono alla fine quelle che mantengono il nostro territorio come noi oggi lo vediamo, e quel valore che lo rende così speciale e oggi attrattivo per tutti, perché come tu hai detto, il marchio oggi rappresenta anche il territorio dal punto di vista, se volete, dell'attrattività turistica, no? Quindi Assolut insomma è un tutto tondo che ha preso forma in questi 4 anni. Assolutamente, anche perché continua a costruire la storia del nostro territorio e le sue tradizioni. Tu hai parlato di numeri veramente importanti, ma non sono ancora tutti, perché si può ancora entrare in questa grande famiglia ed sentirsi Friuli Venezia Giulia. Ah sì, noi registriamo un continuo ingresso di imprese nel marchio Sono Finita Giulia, perché poi è un marchio che noi conferiamo all'impresa che quando ha il prodotto locale poi lo può trasferire sul prodotto, e questo numero continua a crescere inaspettatamente. Ogni mese noi facciamo un comunicato di ammissione e ogni mese abbiamo nuove imprese. E l'ingresso è abbastanza semplice perché le imprese ci devono dire cosa fanno per impegnarsi e cosa ci promettono di fare nel prossimo anno. Poi dal punto di vista dei controlli è serio, perché noi inviamo un controllore che effettivamente verifica che quello che loro dichiarano sia corretto. Quindi alla fine tutto questo viene validato da un meccanismo che oggi è molto importante, insomma. Ci sono due marchi, vero? Uno è colore blu e lo troviamo nei supermercati, mentre quello oro è dedicato anche alle aziende che continuano a comporre questa famiglia, ma da un altro punto di vista. Sì, allora il marchio oro è quello che noi conferiamo alle imprese, che quindi testimonia il loro impegno. Poi, come dicevo prima, le imprese che adottano delle filiere locali, quindi dove la maggior parte degli ingredienti del prodotto che fanno sono di origine regionale, quindi più del 50%, quelle imprese possono poi apporre il marchio anche sul prodotto, che poi quando tu lo trovi al supermercato ti permette di tracciare col QR code che c'è collegato, basta un semplice cellulare, chi sono i fornitori della materia prima, quindi da dove viene quel prodotto. E c'è anche chiaramente scritto quali sono le materie prime di origine regionale
e quali sono quelle che obiettivamente nella nostra regione non si fanno, perché arrivano da fuori. Ti faccio un esempio classico: siamo riusciti a marchiare anche 3 gubane, che sono uno dei prodotti più complicati, no, nel nostro patrimonio culinario regionale. Alla fine 3 produttori si sono messi d'impegno e sono riusciti a mettere in piedi una ricetta che avesse la maggior parte dei prodotti regionali, ma c'è anche scritto che il cacao non si fa in Friuli Venezia Giulia, insomma, ecco. Quindi questo è il ragionamento che c'è dietro il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, e il consumatore può vedere tranquillamente tutto questo. Che bello, che bella storia che già ci racconti, e io so che le aziende come noi anche con il programma Radio Chef sono fiere, e lo siamo anche noi, di avere il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Non è facile produrre tutto direttamente sul territorio, quindi io vi invito anche a scoprire questi marchi e proprio la loro storia. E appunto proprio per farlo ci sono diverse opportunità per incontrare anche i produttori. Una di queste, addentrandoci così anche in questa nuova edizione di Friuli Doc, è il mercato agroalimentare Io sono Friuli Venezia Giulia. Che tipo di esperienza potranno trovare anche i visitatori in questi giorni a Udine? Beh, allora, come tu hai detto prima, abbiamo l'appuntamento che ormai è storico con il mercatino, quindi con i nostri produttori nelle classiche casette. Ce ne saranno ben 15 quest'anno in via Vittorio Veneto, e lì troveremo una serie di prodotti che secondo me rappresentano l'anima del nostro territorio. Quindi andiamo dal classico frico ai distillati, ai liquori, sempre fatti con materie prime di origine regionale, ai prodotti lievitati, ai dolci, quindi tutti prodotti che sono, diciamo, l'espressione di quello che è la cucina della nostra regione, a 360 gradi, perché abbiamo imprese della montagna, abbiamo imprese della pianura, della zona, diciamo così, costiera, quindi rappresentano un po', nell'immaginario collettivo, quello che è il nostro patrimonio dal punto di vista agroalimentare. E questo è anche il bello di scoprire la loro storia, perché così abbiamo anche l'occasione di incontrarli. Io lo ricordo sempre anche ai nostri ascoltatori: quando andiamo a conoscere la storia che c'è dietro un prodotto, tutta la produzione, tutti gli ingredienti che vengono scelti, in questo caso davvero uno per uno, andiamo ad assaggiarli, a degustarli e poi anche acquistarli più volentieri. Quindi in queste casette di legno avremo veramente l'opportunità di conoscere da vicino i produttori. Sì, noi in questo tipo di manifestazioni, poi evidente noi ne facciamo di diverse tipologie di queste cose, ok? In questo caso è un B2C, al consumatore, e intervengono proprio i produttori di piccole e medie dimensioni, che quindi non solo vendono i loro prodotti, ma anche ce li raccontano. Quindi sono in grado anche poi di spiegarci perché quel prodotto esiste, da dove viene, quali sono gli ingredienti, quali sono poi anche i valori che quel prodotto rappresenta, no? Quando noi lo mettiamo in commercio. Quindi questo è lo spirito del mercato di via Vittorio Veneto. E questa non sarà l'unica opportunità che avremo a Friuli Doc, vero? C'è una sorpresa per No, questa a nuova Friulidoc edizione. sì, brava, c'è una sorpresa, perché per la prima volta abbiamo anche un'altra tipologia dove abbiamo aggregato delle altre imprese, per cui parliamo di Piazza Primo Maggio, che hanno costruito un'offerta, in questo caso di offerta proprio alimentare, nel senso che si potrà mangiare, non quindi non acquistare solo, ma proprio degustare i prodotti. E saranno dei piatti a base, diciamo, di filiera carne friulana, quindi tipici prodotti che noi troviamo, diciamo, in una festa paesana, però in questo caso completamente di filiera locale, e anche tutti gli altri ingredienti che compongono questi piatti, quindi le verdure, il pane, la polenta, eccetera, sono tutti di imprese Io sono Friuli Venezia Giulia. Quindi un'esperienza, diciamo così, anche, diciamo, degustativa a 360 gradi. Io sono Friuli Venezia Giulia, secondo la migliore tradizione delle sagre, insomma. Ecco. E quindi in via Vittorio Veneto potrete trovare queste 15 casette di legno, che saranno i produttori che vi Esatto. racconteranno la sua storia e tutti i prodotti, mentre poi la famiglia si allarga anche in piazza Primo Maggio, dove questi prodotti verranno riportati nei piatti, anche perché questo è il bello, perché ogni tanto noi sentiamo queste storie, poi ci viene fame, hai nominato la gubana, ma si va dal salato al dolce e Allora, ci viene subito voglia di gustarli, e questa è l'opportunità che viene offerta esatto. quest'anno. Quest'anno nel villaggio che c'è in Piazza Primo Maggio, quello dove ci sono anche le associazioni sportive, gli sport, eccetera, ci sarà questa zona dove queste imprese sono organizzate. Poi è evidente che uno cucina, gli altri forniscono i prodotti, ma fondamentalmente ci sarà la possibilità di avere altre circa 15 imprese che sono a Firenze Giulia, che hanno prodotto un menù delle feste dove si potrà degustare tutto questo. E allora non perdete questa occasione, ci vediamo a Friuli Doc fino a questa domenica 14 settembre. Io vi lascio anche per scoprire tutte le aziende partecipanti, ovviamente continuare a seguire anche il programma, perché continuano a girare il nostro Friuli Venezia Giulia al sito turismofvg.it, e poi io sono fvg.it, come detto, per seguire tutti gli aggiornamenti. Io intanto ringrazio Pierpaolo Rovere per essere stato con noi oggi. Saluto tutto il team della Fondazione AgriFood and Bioeconomy FVG, perché è sempre bello entrare nella storia dei prodotti del nostro
nostro territorio e Pierpaolo, ti auguro buon Friuli Doc, ci vediamo a Udine. Ci vediamo a Udine negli stand con il nostro marchio, ci troverete sicuramente, noi gironzoleremo lì insieme ai nostri produttori. E dato che abbiamo parlato di gusto e anche e soprattutto di degustare i piatti, dato che in questi giorni di Friuli Doc avrete tantissimi prodotti da degustare, da scoprire e soprattutto da assaggiare anche attraverso i tantissimi eventi che vi lascio a scoprire sul sito friulidoc.it e su tutte le pagine social, noi non vi lasciamo a bocca asciutta e vi raccontiamo una ricetta dei nostri ascoltatori tutta legata alla tradizione friulana. Infatti non può mancare un ottimo piatto di brovada e musette. Questo è un vero piatto, una vera ricetta da friulani veri. La ricetta è di Rita Coppetti, che ci scrive da Cavazzo Carnico, e nella sua ricetta vi serviranno 2 spicchi d'aglio, mezza cipolla, 1 chilo di brovada, 2 cotechini, sale, pepe e foglie di alloro. In una padella andrete a soffriggere l'aglio e la cipolla tritati e aggiungerete la brovada, le rape grattugiate che vengono messe a macerare nel grappolo d'uva macinato, per chi non conoscesse questa tradizione. Quindi a questo punto rosolate, aggiungete sale e pepe e a piacere anche qualche foglia di alloro e lasciate sul fuoco per circa 30 minuti. A parte cuocete il cotechino, il musetto, lo forate con una forchetta e lo immergete in acqua fredda non salata e portate a bollore. Fate poi sobbollire per circa un'ora, le tempistiche possono variare anche a seconda della grandezza del cotechino scelto, poi lo scolate, aggiungete alla brovada e lasciate il tutto ad insaporire per circa 10 minuti o anche qualcosina di più se volete un sapore più deciso, più intenso. Poi impiattate tagliando il cotechino a fette e lo adagiate su un letto di brovada e aggiungete, come da buona tradizione, anche un po' di polenta per rendere il piatto più ricco e proprio per seguire ogni regola della tradizione. Ovviamente ognuno lo fa a modo suo e se volete farci sapere anche voi la vostra ricetta potete scriverci sul nostro sito radio.0.it, nella sezione Radio Chef c'è il form da compilare per raccontarci tutto quello che di buono voi fate anche a casa, le vostre ricette preferite. E andiamo a chiudere invece nell'oltreconfine, perché continuando a parlare di eventi, Mein Sonntag, rivista di viaggi ed enogastronomia, ci accompagna sempre a scoprire qualcosa di nuovo. In questo caso, fino al 21 settembre, Klagenfurt si trasforma in un punto d'incontro, in un centro d'eccellenza per la gastronomia dell'area Alpe Adria, ospitando l'8ª edizione delle giornate della cucina Alpe Adria. 17 sono i giorni, è partita lo scorso 5 settembre, oltre 30 eventi distribuiti tra la città e il lago che rendono questa manifestazione uno dei più grandi festival gastronomici dell'Austria. Ci saranno chef stellati, viticoltori e produttori provenienti da Austria, Italia, Slovenia, tra cui anche grandi nomi che presenteranno la loro maestria e i loro prodotti affiancati dalla vivace scena gastronomica di Klagenfurt. Il festival, come vi dicevo, ha preso il via il 5 settembre con la 6ª serata slovena, durante la quale è stata presentata la nuova Julische Alpen Trail, e tra i momenti clou c'è anche il mercato slow food della Carinzia Centrale e vini della Carinzia presso lo Siacherhof e la Via del Gusto Alpe Adria dal 18 al 20 settembre con 46 espositori che proporranno le loro delizie tra Alterplatz, Neuerplatz e lo Siacherhof. Il festival conquista anche grazie al suo mix di gusto, cultura e identità regionale, dallo slow food all'alta cucina, dalle tracce storiche del gusto fino alle idee culinarie anche più innovative con serate a tema e vi dicevo la cucina di grandi nomi, di grandi chef. Klagenfurt così anche si propone come un vero palcoscenico del gusto e le giornate della cucina Alpe Adria 2025 vi porteranno in questo viaggio di varietà gastronomica, chef di fama e momenti unici nel cuore proprio della città. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cibo e della buona cucina e quindi potete andare a scoprire di più direttamente anche sul sito meinsontag.at. Per la nostra puntata di oggi invece è tutto, noi vi aspettiamo nel nostro stand a Friuli Doc per tutti questi giorni di manifestazione e ovviamente saremo presenti anche con le nostre voci per raccontarvi e accompagnarvi direttamente sul posto e scoprire in anteprima tutto quello che potrete assaggiare e le storie che potrete ascoltare. Da Radio Chef è tutto, io Maria vi saluto e vi auguro ancora buon Friuli Doc e buona giornata.